Allora faremo la classifica di 6 patate. Mi farà vedere un petardo del genere. Meglio lei vestita che lui nudo, vero Andrea? E questo Zio Pino. Zio Pino, e questa è una frase tipica di Luis, come Dio Nano Con scooter in contromano, contromano. tra Salzano e Mirano. E Milano, Col serpente in mano. col serpente. Giustamente. Allora, Luis è un noto trombeur FM. Adesso, qual è il gioco? Noi li mostreremo, Elisa li mostrerà 6. Ecco, 6. Elisa è esclusa. Purtroppo. Ecco, Dice lei. ecco, li mostreremo, esatto, li mostreremo 6 pornostar e dovrai fare un elenco, attenzione però. Da 1 a 6. Da 1 a 6, perché ecco, allora, partiamo subito con la prima, Elisa, tu dici il nome, tu la guardi e mi dici Ok, ci sto, come ci la sto. collochi. Dai, Vamos, facciamolo. Riley Steele. Oh, che petardo, mamma mia. Oh, fate che spagnolo. È la mia ex moglie, Tua ex moglie? No, non sono geloso, dai, quarta. Quarto posto per Riley Steele, si è divorziato perché non era abbastanza bravo a letto. Da vergognarsi. Bisogna pisellare qua, vediamo qua. Chi è questa? Bella Danger. Qua. Sofficine, oh la Madonna. Ce la ricordiamo, Secondo vero? posto qua. Secondo posto. Tanta roba qua. Un bel sorriso. Non solo. Faccia Carolina Abril. porcellina innata, questa terzo posto, qua mettiamo al terzo. Terzo posto, però. Una sacchettata anche qua. Non che porta il ciccio a sua mamma, sicuramente. Dopo? Chi c'è? Classicone Mia Khalifa. Qua, guarda. Quinta. Mettiamo la quinta. Quinta. Sì, guarda che spettacolo. Poi ne suggerisco una io a sorpresa. Sì. Sasha Grey. Vabbè, Sasha Grey. Però ho la prima e la sesta da mettere. Hai la prima e la sesta da mettere. Vediamo Sasha Grey dove la metti. La metto prima. Complimenti. Che vorrei. Nel numero che vorrei, entro in pass con Sasha Grey. Esatto. E poi una di qualche anno fa, però che tu hai conosciuto, Cicciolina. Cicciolina Ilona Staller che si è presa il fallo del cavallo, cazzo. Io l'ho vista di persona, devo dire una cosa. Esteticamente non è un granché, ma c'ha un fisico, ragazzi. Sesta, non bocciata, però a segreteria da mattina alla sera. Sempre. E allora pisellerei. Per Luis, che se ne pisellerebbe tutte, vince Sasha Grey. Vuoi mettere, guardate che petardo, meglio lei vestita che tu nudo. E Maurice Cida, grandissimo. Ecco. Giustamente. E allora grazie ancora Luis, ti troveremo per altre gare. Complimenti. Guarda che petardo. E ricordatevi, le notizie prima passano da qui. Vuoi mettere? Top, bravi ragazzi.